Scontri al cantiere del TAV a Chiomonte del 27 luglio scorso, la polizia setaccia il mondo degli antagonisti tra Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Nella rete anche un'attivista vicentina che gravita nell'orbita del centro sociale Bocciodromo di Vicenza. Gli uomini della Digos di Torino, coordinati dalla procura, hanno eseguito una serie di misure cautelari nei confronti di leader e militanti. I reati ipotizzati nei confronti degli antagonisti sono, a vario titolo, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento in osservanza dei divieti dell'autorità. 14 in totale le misure cautelari emesse dal GIP, 16 le perquisizioni. Tra gli indagati una 27enne vicentina frequentatrice del centro sociale Bocciodromo di Vicenza. Nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare coercitiva che le vieta di entrare e tantomeno avere il domicilio in provincia di Torino. Perquisita la sua abitazione, dove gli agenti della Digos di Vicenza hanno sequestrato vari indumenti della giovane riconosciuti come quelli che avrebbe indossato in occasione dell'assalto del luglio scorso al cantiere del TAV a Chiomonte. Episodi di violenza che avevano visto un gruppo d'assalto diretto al cantiere mentre un secondo aveva raggiunto il dispositivo di sicurezza passando per i boschi dall'alto.